frutta e verdura fresca di stagione, ovvero un paradiso per i vegetariani e una vera miniera di vitamina C. Si possono trovare all'interno della nuova bottega di Campagna Amica della Coldiretti, che ha aperto i battenti nei giorni scorsi con taglio del nastro ufficiale attraverso la cooperativa Delizia dell'Etna di Biancavilla. Una vasta offerta di agrumi siciliani che da un ventennio sono presenti sul territorio padovano con le specialità arance, mandarini, mandaranci e limoni, tutti in bella mostra nel nuovo punto vendita di Fontaniva. Altro passo in avanti del rapporto diretto tra produttore e consumatore, con la grande peculiarità che siamo riusciti a unire la Sicilia e il Veneto con questa bottega che Fondazione Campagna Amica apre attraverso la cooperativa Delizia dell'Etna, con non solo però i prodotti dell'Etna, e in questo caso tutta la parte degli agrumi che sono di diretta produzione, ma anche gli altri prodotti agricoli locali, sempre dal punto di vista dell'ortofrutta. È una tappa importante, è una tappa nuova ed è un momento molto qualificante del progetto di Coldiretti. Perché? Perché, ripeto, unisce la penisola e perché ancora una volta cerca di esaltare le nostre peculiarità. L'invito parla di cibo giusto perché è cibo che viene da terre coltivate in maniera perfetta, da agricoltori che vogliono farsi conoscere da parte dei consumatori, da una esaltazione di quello che è sempre il solito concetto dell'origine. Chi viene in questa bottega di Campagna Amica conosce direttamente l'origine del prodotto, cioè il produttore e le sue peculiarità, e non è che vogliamo miscelarsi a proposito di miscele con quello che è successo, è accaduto per quanto concerne l'olio d'oliva, con quelle porcherie che abbiamo denunciato e che da tempo denunciamo e che gli americani stanno mettendo purtroppo in evidenza. Noi vogliamo il 100% del nostro prodotto, noi vogliamo venderlo ai produttori, ai consumatori, noi vogliamo esaltare le peculiarità dei prodotti italiani. È un momento molto qualificante per Coldiretti Padova, ma anche un momento importante di espansione del progetto della Fondazione di Campagna Amica, con il rapporto diretto, ribadisco, tra chi produce e chi acquista. Sono già una decina in Veneto le botteghe di Campagna Amica di Coldiretti ed un centinaio in Italia che permettono di portare sulle tavole delle famiglie la vasta offerta di ortaggi di stagione siciliani e regionali. Una nuova esperienza con una offerta ampia che è in grado di soddisfare tutte le esigenze dei consumatori, vegetariani compresi. È con grande orgoglio che siamo qui oggi a festeggiare questo nuovo passo che va verso la logica di condivisione di quelle che sono le richieste che vengono dai consumatori, quello di trovare anche in punti vendita tutto il paniere di quelli che sono i prodotti che qualsiasi consumatore si avvicina alla catena agroalimentare per acquistare, e quindi va ad implementare quell'attività che Coldiretti con Campagna Amica assieme ai mercati locali questo si va ad aggiungere, insomma, quello della catena delle botteghe. È anche una risposta alla lotta contro il falso Made in Italy? Più che lotta, io credo si debba parlare di trasparenza, e la modalità con cui si opera sul mercato ci contraddistingue proprio per questo, perché in trasparenza e in accordo sempre con i consumatori che ce la richiedono, risponde anche ad alcune nuove logiche di etica nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti. Rete dei mercati di Campagna Amica diffusa con successo in tutta la provincia, dove i consumatori trovano principalmente i prodotti del territorio degli agricoltori padovani con le loro ampia tipicità della Made in Italy, controllati e garantiti, ed anche le proposte dell'arancicoltura etnea, dove primeggia il tarocco, il sanguinello tipico dell'Etna. Ma intanto oggi si è avuto una svolta
a questa cooperativa, perché è diventata finalmente bottega di Campagna Amica, con uno spirito ben preciso, quello di dare ai produttori, ai consumatori finali, un prodotto direttamente dal produttore che produce questi prodotti. In particolare noi vogliamo integrarci con altri produttori del Veneto per interscambiare questi prodotti in modo da garantire una originalità e una provenienza certa del prodotto. È da 20 anni che operiamo in Veneto, abbiamo riscontrato un successo con i clienti non indifferente. È chiaro che abbiamo un unico prodotto al mondo non imitabile, perché si trova alle pendici dell'Etna, tra i comuni di Biancavilla e Centuripe, dove attraverso una combinazione di climi e soprattutto di escursione termica proveniente dal vulcano, l'Etna, produce una varietà di tarocco unica al mondo, che non può essere imitato, per cui noi puntiamo e stiamo puntando e punteremo sull'arancia rossa dell'Etna. Cos'ha di particolare questa arancia? Ma l'arancia in sé per sé, tutte le arance dovrebbero contenere vitamina C, però il tarocco arancia rossa ha un'ulteriore sostanza, l'antocianina, che è antitumorale e soprattutto benefica per le vie respiratorie e soprattutto anche per le vie induttori al cuore, perché proprio l'antocianina è caratteristica di questo territorio, come vi dicevo prima, a causa dell'escursione termica del vulcano e soprattutto delle caratteristiche territoriali, appunto terreni vulcanici, che rendono unico al mondo questo prodotto. Alla delizia dell'Etna di Fontaniva, oltre a frutta e verdura, sono in vendita anche molti prodotti trasformati come le conserve, i sottolli, le marmellate, il miele, le confetture e il patè, non anche il vino biologico dei Colli Euganei. All'inaugurazione della nuova bottega di Campagna Amica è intervenuto il parroco Don Gianni Damin, che ha benedetto il nuovo punto vendita di Campagna Amica di Coldiretti.